quelli che noi normalmente chiamiamo poveri, faremmo meglio a cambiare nome perché nella categoria dei poveri ci siamo dentro tutti, e quindi coloro che sono più disagiati, che vivono dei disagi visibili e materiali più evidenti, tante volte sono soggetti ad una emarginazione grave per quanto riguarda per esempio la cura di se stessi, per quanto riguarda la prevenzione, per quanto riguarda la loro salute. Questo succede per almeno due ragioni. La prima è una povertà di ordine culturale. Tante volte manca, e a quei livelli manca in maniera ancora più drammatica, la cultura di se stessi, la cultura del bene di se stessi, chiaramente intesa non in senso egoistico, ma proprio legata al benessere del corpo, alla propria salute. E quindi questo crea un problema fin dalla base perché in moltissimi casi questi nostri fratelli non si pongono neanche il problema della loro salute fisica, poiché i loro problemi sono quelli più contingenti, come sbarcare il lunario, mangiare, avere un lavoro, eccetera, eccetera, quindi riuscire a pagare le bollette. Sappiamo invece quanto è importante riconoscere il valore del primo aspetto. Il secondo motivo è che tante volte a questa emarginazione che proviene da una povertà culturale se ne aggiunge un'altra causata da una sorta di pregiudizio sociale, per cui, come a dire, i poveri, siccome sono poveri, hanno altro a cui pensare e magari faremmo tutti bene a sovvenire ai loro bisogni pratici, non c'è bisogno, ecco, tutto questo chiaramente rende molto più drammatica e in alcuni casi disperata la situazione che alcuni di loro vivono. C'è anche da considerare che certamente allo stato attuale l'istituzione sanitaria, unita chiaramente a tutti gli altri servizi che lo Stato dovrebbe poter garantire ad ogni singolo cittadino e mi allargo ad ogni persona che si trovi sul suolo cittadino, quindi non solo i cittadini propriamente detti, ma anche coloro che si trovano a transitare, come per esempio i migranti, dovrebbe poter garantire prima tra tutti una facilitazione a questo tipo di servizi. In altre parole, una persona che sta male non deve avere la preoccupazione di dover fare file interminabili per riuscire a sentirsi dire solo 6 mesi dopo che non c'è più niente da fare. Ecco, credo che sia un problema annoso da tutti conosciuto, da chi è povero e da chi non lo è, le liste interminabili di attesa. Ciascuno di noi si accorge di quanto sia pesante questo tipo di attesa quando la vive in prima persona, ma la Caritas ha come compito quello di sensibilizzare tutti quanti affinché l'attesa degli altri diventi anche la nostra. Un popolo cristiano, un popolo che ama, non può fare a meno dell'attesa, soprattutto dell'attesa degli altri, dell'attesa di coloro che attendono più di quanto non attendiamo noi.